Allarme questa mattina verso le 7 al chiosco Belvedere, al lido di Gavirate, all'imbocco della pista ciclopedonale che porta verso Biandronno, uno dei locali più celebri dell'estate varesina, il chiosco Belvedere. È stato protagonista di un incendio. Ancora non è chiaro che cosa sia successo con precisione e soprattutto quali siano le cause. Si sa che una delle salette all'aperto che di solito ospitano i clienti all'improvviso ha preso fuoco. I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti immediatamente, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. I proprietari sono stati allertati e sono intervenuti subito sul posto. Come vedete, il resto della struttura è completamente agibile. Si cerca di far luce su quanto possa essere avvenuto. Apparentemente non c'è stato alcun cortocircuito e quindi saranno poi le indagini a stabilire che cosa possa essere accaduto.